Basta incendiare
Lodavi Signore, lodavi suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. Proclamate che il suo nome è sublime. Cantate al Signore la fama e grandi. Ciò sia noto in tutta la terra, gridate gioie, esultate abitanti di Sion. Il più grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Gloria al Padre e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ecco viene mia salvezza, ho fiducia nella paura. Ci spagni come la roccia. Esultate in Dio vostra forza. Acclamate al Dio di Giacobbe, il grandino a cui suona il timpano. La cieca melodiosa con l'arpa, suonate la tromba nel plenilunio. Nostro giorno di festa, qui sei felici di Israele. Un decreto del Dio di Giacobbe, guardato come testimonianza a Giuseppe. Quando usciva dal paese dell'Egitto, un linguaggio mai inteso sul sento, ho ideato nel viso la sua stella. Mi suonano di posto la cesta, hai gridato nell'angoscia mio Dio rivelato, avvolto nella nube filtrato disgusto. Ti ho messo alla prova di acque di
Dalla lettera agli Ebrei. Vediamo Gesù coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti. Ed era ben giusto che colui per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li guida alla salvezza.
sacerdote eterno, consacrato dal Padre con il crisma dello Spirito, per comunicare agli uomini le ricchezze della sua casa. Con animo lieto e grato acclamiamo. Noi ti ringraziamo, Signore. Mediante il battesimo ci hai uniti a te nella morte, sepoltura e risurrezione. Noi ti ringraziamo, Signore. Con l'unzione spirituale ci hai resi partecipi della tua dignità regale, sacerdotale e profetica. Noi ti ringraziamo, Signore. Fai scendere su di noi l'olio della letizia, della pace e della salvezza. Noi ti ringraziamo, Signore. Ti incontri con noi nei sacramenti per offrirci l'abbondanza dello Spirito. Noi ti ringraziamo, Signore. Questa mattina, insieme ai nostri amici Cosimo, Marco, Luciano, a tutti gli amici preti che condividono con noi il cammino e la ricerca della fede, della speranza, dell'amore, con speciale gratitudine ci rivolgiamo e ci affidiamo al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Padre, vita e salvezza di chi ti ama, rendici ricchi dei tuoi doni. Compi in noi ciò che speriamo per la morte del Figlio tuo e fa che partecipiamo alla gloria della sua risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio che dai fiducia, Amici al paziente lavoro della pace. I nostri occhi imparino a guardare, guariscano dalla soggezione e dal controllo, si aprono all'ammirazione. Le nostre mani depongano le armi, sappiano ricevere da altre mani, si mettano all'opera per ricostruire. Il nostro gusto si accorga di altri sapori, il nostro udito ascolti la voce muta di chi non sa come esprimersi. L'odore dell'umanità sia la strada da seguire per conoscere